Margherita Panziera 29,97, partenza decisa per la portacolori del Veneto Banca Montebelluna. Quest'estate Margherita Panziera è andata a vincere il primo titolo italiano di categoria della sua carriera nella prova dei 200 d'orso, una stagione tutta in progressione per lei, quella scorsa, atleta che ben si cimenta anche nello stile libero, infatti si candida al passaggio più veloce nei primi 100 metri. Margherita Panziera vira in 1.02,90, Anna Cattapan poi in 1.3,43 e Elena Mazza in 1.3,49. Cattapan, anche lei dorsista da medaglia in campo nazionale, sempre a livello giovanile, è stata argento in vasca corta ai giovanili nei 200 d'orso. Elena Mazza invece specialista delle distanze più lunghe dello stile libero, bronzo, classe 96, infatti una delle più giovani in questa prima serie negli 800 stile libero ai giovanili di Riccione. Il passaggio con la Cattapan che si porta avanti in 1.36,52, Panziera 1.36,57, Elena Mazza 1.37,18. Questa prima serie anche Giulia Fissi, classe 95, nuota in prima corsia, è stata bronzo ai campionati italiani giovanili nella prova dei 200 farfalla. (2:10,00) per Anna Cattapan, in assoluto il passaggio più veloce. La Panziera ha virato in 2:10,26, Elena Mazza 2:11,58, Marta Giovannoni in quarta posizione 2:13,71. 250 i metri di gara, 10 vasche nuotate, 6 alla conclusione di questa prova. Ricordiamo il miglior tempo fino a questo momento di Francesca Bertotto, 4:29,08. Intanto già schierate ai blocchi di partenza sono le atlete della terza serie dei 400 stile libero assoluti femminili. Alessandra Betti, Rarinantes Valsugana, nuoterà in prima corsia, in seconda Silvia Buosi, nuotatori trentini. In corsia 3 Camilla Bruna Cerchier, Piave Nuoto. In corsia 4 Anna Luciani, canottieri Garda Salò. In 5 Giulia Carlini, Rarinantes Valsugana. Intanto la Cattapan continua a dominare la scena in 3:16,11 di passaggio. La Panziera a 15 centesimi ha virato in 3:16,26, Elena Mazza 3:18,56. Panziera che reagisce in 3:49,48, passa avanti alla Cattapan 3:49,87, poi Elena Mazza 3:51,35. Nello sprint finale con Elena Mazza che prova a risalire, incredibile energia da parte sua. Intanto Margherita Panziera 4:21,28, Elena Mazza 4:21,53, Anna Cattapan 4:22,75, Marta Giovannoni chiude terza in 4:22,50.